Ancora una volta il trofeo Segheria Rosa, che si è corso ieri sul circuito di Butrio, ha dato segnali incoraggianti per il ciclismo in gonnella. Ottima come sempre l'organizzazione del gruppo sportivo Ciclismo Butrio. 3 le categorie in programma: esordienti, allieve e juniores. Le immagini da noi registrate sono relative proprio alla prova delle juniores, oltre 100 al via nei 79 km della prova in linea. Partenza e arrivo nel cuore di Butrio. Prima parte del percorso senza difficoltà, adatto per sporadici tentativi di fuga, sempre controllati dal gruppo. Prima ora di corsa tranquilla, poi una volta iniziato il primo passaggio sul Gran Premio della Montagna, posto in cima alla salita del Colle di Montecristo, la gara entra nel vivo. Le favorite lanciano le luogotenenti per la bagarre. La svolta all'ultimo passaggio in cima al colle, quando restano in 10 a giocarsi la corsa. Nella veloce e tecnica discesa verso l'arrivo, il plotone si assottiglia e sono 4 a giocarsi il titolo. A spuntarla, con una zampata in meno 100 dall'arrivo, Marta Cavalli dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Team Valcar, in 2 ore 6 primi e 42 secondi alla media di 35,68 davanti a Martina Michelotti e Deborah Silvestri, portacolori dell'Associazione Sportiva Stili Bike Team.